Il Comune di Agrigento, in conformità con le linee guida nazionali ed europee alle strategie dichiarate nel PAES approvato a dicembre 2020, intende dotarsi nei prossimi anni di una capillare rete di ricarica per veicoli elettrici, incentivando una maggiore collaborazione delle ditte private per la realizzazione di interventi che mirano al potenziamento e allo sviluppo della mobilità sostenibile. A tal fine l'assessore Principato intende preventivamente sondare l'interesse delle ditte private a installare sul suolo pubblico le relative infrastrutture di ricarica, meglio denominate come colonnine. L'amministrazione comunale di Agrigento pone tra i suoi obiettivi quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino, valorizzando l'aspetto ambientale e vivibilità degli spazi. In quest'ottica ieri ci siamo riuniti in giunta per una manifestazione di interesse che riguarda la realizzazione di una rete di infrastrutture per la ricarica di macchine elettriche. È un'ottica che si allinea, diciamo, a quelle che sono le richieste della Comunità Europea, a quelle che erano le approvazioni del PAES che abbiamo fatto nello scorso dicembre del 2020 per consentire una minore emissione di CO2 in atmosfera e garantire uno sviluppo di mezzi sempre più elettrici che migliorano le condizioni dell'abitare nella nostra città. In quest'ottica ovviamente le infrastrutture saranno da chi sarà interessato installate in spazi ovviamente pubblici, dove il Comune applicherà probabilmente il costo del suolo pubblico. Lì ci siamo tra virgolette mantenuti un po' cauti nel concederla o non concederla, e l'unico onere che ha il Comune è quello di lasciare libera la piazzola per consentire alle utenze di poter accedere tranquillamente nell'area di ricarica. L'area di ricarica dovrebbe essere a livello normativo circa 50-60 colonnine in tutta la città, quindi distribuite su parcheggi, su zone di sosta, quindi anche zone cimiteriali, zone di interscambio, in tutte quelle zone dove ci sia possibilità di fermarsi tranquillamente, consumando magari qualcosa o facendosi una passeggiata, nel frattempo ricaricare la propria macchina. Quindi diciamo la mobilità elettrica finalmente anche ad Agrigento, come vediamo in tante altre città, arriverà. Quindi ora l'iter quale sarà? Le aziende interessate devono farne richiesta, no? Sì, le aziende interessate, che ovviamente sono specialisti nel settore, provvederanno a dare in circa 20 giorni, 30 giorni la loro manifestazione di interesse. Con loro verranno poi valutate da parte dell'amministrazione le condizioni e i punti, verranno scelti i punti più strategici dove vorremmo attivare le installazioni. È chiaro che inizialmente non arriveremo sicuramente a un'installazione di quella che è la totalità e la richiesta, diciamo, in funzione del numero di abitanti normativa, però è un modo per accendere i riflettori su un qualcosa di nuovo che purtroppo ha visto Agrigento un po' troppo indietro nei tempi. Avete per caso individuato qualche zona così a macchia di leopardo, tanto per citarne qualcuna? Ma abbiamo sicuramente individuato, diciamo, la zona dell'Ingumare, le zone del centro storico, anche i due cimiteri, sia di Pianogatta sia il cimitero di Bonamorone. Insomma, stiamo valutando una serie di punti anche soprattutto nel centro storico, perché nel centro storico è quello che è la zona dove si vive, diciamo, la zona caotica. Nei quartieri, per esempio, non so, Fontanelle, nei quartieri di Fontanelle, nei quartieri di Monserrato, nei quartieri di Giardina, installazioni a monte aperto, anche all'interno delle aree di parcheggi del parco. Ci sarà ovviamente poi da attivare tutti che sono i processi di autorizzazione o meno e verificare le effettive aree di allaccio con le varie utenze per l'applicazione e la gestione. La gestione e la fornitura e il funzionamento delle colonnine sarà solo e esclusivamente a carico del fornitore, cioè da chi sarà interessato all'installazione. Loro prenderanno in carico, diciamo, tutta quella che è l'iter organizzativo e l'iter funzionale della struttura.